Buonasera e benvenuti. Ciao ragazzi, ciao. Faccio in fretta un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero e l'ambiguità. Io che ogni incontri sono la sorte, quell'attimo di vanità. Incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai. Sogno la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Vivendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno ti do due ali, sai. No, 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 mi vendo un'altra identità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà. Io mi vendo e già a buon prezzo si sa. Ho smarrito un giorno il mio circo, ma il circo vive senza di me. Non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te. Nell'arco di una luna io farò di te un baro oppure un re. Sogno la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno ti do due ali, sai. No, 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 mi vendo la mia felicità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà. Io mi vendo e già a buon prezzo si sa. Mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno ti do due ali, sai. No, 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 mi vendo un'altra identità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà. Non ti dà, distratto non ti dà. No, 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 buonasera, benvenuti. Ciao amici a casa, ciao, ma salutiamo l'alieno, che bello, il mio amico alieno. Vienimi a prendere, ti prego, portami via, portami lontano da questo pianeta. Buonasera, non è vero, sto bene qua in quest'ora insieme a voi. Ma che puntata sarà questa? Ma che puntata sarà? Tra un po' azzurra con dei brani strepitosi. Tra un po' giocheremo e questa sera ho nascosto all'interno dello zaino un gran bel premio. E poi ci sono gli altri, il buono carburante, il buono ristorante, il buono formaggi, la spilletta. Però adesso vi voglio portare nel 1992, a Sanremo del 1992, sesto posto, Canino con Brutta. E fa così.
Ciao Enrico regia. Eri una bambina, la più stretta della scuola, eri un'acciughina. Oggi hai 15 anni e piangi sola chiusa in bagno per la festa del tuo compleanno. Tutti i tuoi amici guardano in salotto le altre fatte come attrici. Tu come un fagotto nello specchio non la smetti, piangi e vedi solo i tuoi difetti. Cantate insieme a me. Brutta, ti guardi e ti vedi brutta, ti perdi nella maglietta e non puoi uscire più. Cresceranno i seni, chi ti prende in giro sono dei ragazzi scemi, ma quelle risatine dietro sembrano pugnali, piangi e ti si appannano gli occhiali e il rimel si strucca. Brutta, ti guardi e ti vedi brutta, ti senti sola e sconfitta e non puoi mangiare più. Che allegria di là in salotto e nessuno si domanda dove sei. Vanno via ma io ti aspetto con in mano questi fiori per poterti dire tanti auguri. Brutta, chi di voi se la ricorda questa canzone? Era il 1992, ma quanti anni sono passati? Ora nel diario di nascosto leggo il tuo dolore solitario. Questo non è giusto e non lo sai che siamo amici. Piange e non ti accorgi che mi piaci e mi piaci tutta. Brutta, lo vedi che non sei brutta. Crescere è sempre una lotta, ma conta su di me, perché per me non sei. La vita fuori ti aspetta insieme a me. Che ricordi? Che ricordi? Solo in casa Peretti si vanno a rispolverare, riarrangiare determinati brani. Allora Enrico, stanno già arrivando dei messaggi? Sì, pochini, vabbè, diamogli il tempo anche a casa di mangiare con calma e tra una portata e l'altra prendete il telefono e mandateci un messaggino. E ricordo che tra un po' giocheremo, ma tra un po'. Adesso, con un brano dei Mattia Bazar. Mica ho detto, dei Mattia Bazar. Signore e signori, Azzurra! Ciao! Ciao, buonasera a tutti! Oh, ma che eleganza! Estiva. 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 Oh, stai benissimo, Grazie. devo dire che stai benissimo. Dopo la vacanza, piccola vacanza. Dove sei stata di bello? In Emilia Romagna. Oh, hai mangiato la piadina? Piadina No. romagnola? No? Come mai? No. Come mai? Niente piadina. No. Vabbè, dopo canteremo Alghero, potevi dirmi sono stata ad Alghero, ci stava benissimo, ma mi è venuto in mente adesso. Magari ci Ma andiamo. prima di Alghero, Mattia Bazar con Dedicato a te. Buon ascolto. Guardavo la vita, ma senza vederla mai. Ti ho guardato un attimo negli occhi
Che dire? Che dire? Più che dirti, brava Azzurra! Grazie. Posso dedicarla a Marco questa? Ma c'è dedicato a te, devi è sempre dedicarla. presente. Devi dedicarla a Marco di sicuro. È Diciamo anche sempre chi presente. aspetta che siamo andati fuori fuoco. Aspetta, fuori fuoco, un'immagine veloce su di te, poi dovrei far schiaccio 2 l'1, dovremmo tornare normali. Oddio, normali non lo siamo. Vabbè. Però diciamo anche chi è Marco, perché se no a casa dico chi è Marco? Chi è Marco? Marco è la persona che mi supporta e mi sopporta. Ecco, ma è la tua dolce grande È la- metà. Sì. Come? Un po' meno di metà. Va bene. Giochiamo, abbiamo già il telefono che giochiamo. suona addirittura. Vediamo, prendi le buste, mettile qui davanti a te, amici a casa, vai con la grafica regia, andiamo a rispondere al telefono. Appena ho detto rispondere al telefono, ho messo giù. E quindi, però subito un'altra telefonata. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, ciao Azzurra, sono Maria da Torino. Ciao Maria, benvenuta Maria. Ciao. Allora, Grazie. mia cara Maria, allora, Dimmi tutto Enrico. io ti garantisco che qualora tu riuscissi a prendere il punto interrogativo questa sera è importante. Però ci sono altri 4 premi bellissimi. Occhio alle 5 faccine rosse, giochiamo insieme. Vuoi provare a indovinare il brano con 5 o con 15 secondi? Io sono abbonato ormai col 5 secondi, quindi provo ancora con 5 secondi. Oh, mi piace questa cosa qui, mi piace tantissimo. Quindi, Maria, questi sono i tuoi 5 secondi. Vai! Si può fare, Si può fare, Si può fare con 5 secondi questa, Allora, speriamo in bene, il tempo di morire? Sì! Lo sapevo che Maria ci aveva il tempo di morire. Anche perché il riff di chitarra e basso è basta un secondo per indovinare questo brano. Hai 2 possibilità, quindi dall'1 alla 10 quale busta vuoi? Cominciamo con la numero 2. La numero 2. Vediamo un po' se riusciamo. Eccola qua, la numero 2 per iniziare. Guarda, secondo me è un gran bell'inizio, perché hai vinto 20 euro di buono formaggio ed è buonissimo. Tutti coloro che l'hanno già vinto mi hanno detto ragazzi è fantastico, quindi Maria, più di così, Sì. Sei Sì, contenta? Sì, Vai! Allora fammi un urlo di gioia Maria, fammi un urlo di gioia! Vai! Brava Maria, grazie per aver giocato con noi, un abbraccio! Grazie a voi, buona serata, un bacione, grazie ancora. Ciao Azzurra, ciao Enrico, ciao! E siamo partiti alla grande, siamo partiti alla stragrande. Vediamo se c'è qualcun altro che vuole giocare con noi al 378 40 80 506 e c'è subito. Pronto, chi sei, da dove? Ciao, sono Luca da Torino con Tommy. Ciao Luca, ciao Tommy, benvenuti. Ci risentiamo col cambio tabellone. Col cambio tabellone riazzeriamo che chi non aveva vinto può giocare o non giocare. E adesso dimmi se con 5 o con 15. Partiamo con 15 in relax, anche perché questa è veramente facile. Secondo me si poteva indovinare con 2 secondi, però ti do i tuoi 15 in questo momento. Mamma mia, io questa è stata la prima canzone che ho suonato quando ho iniziato a suonare la tastiera. The Final Countdown di Europe. The Final Countdown, giusto? Vedi che ne bastavano 2. Quel parabara, 2 secondi sono passati. Bravo Luca. Dalla 1 alla 10, escludendo la 2, quale busta vuoi? Enrico! Chi è arrivato? Ciao Tommy, buonasera. Scegliamo la 10! La 10, vai con la 10. Ecco, fa talmente caldo che non abbiamo neanche bisogno di sfilarle perché vengono giù da sole. Nella 10, Tommy. Allora, guardiamo il lato positivo. Sono contento che mi avete ritelefonato, che potete giocare finché arriverà un premio, che purtroppo questa sera non è arrivato perché nella 10 c'era la faccina rossa. Tommy, mannaggia Tommy, grazie per aver giocato con noi Tommy. Riprovaci. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie.
Allora, vabbè, d'altra parte ce n'è 5. Prima abbiamo fatto un premio. Mia mamma, quando vado a trovarla dopo la puntata, mi fa: ci sono troppe faccine rosse. No, il 50% di possibilità. Pronto, chi sei e da dove? Troppe faccine rosse. Ha messo giù. È che pure c'ho il volume su del telefono, ma non lo sento. Pronto? Buonasera, chi sei e da dove? Ciao, sono Simona da Valperga. Uela! Ciao Simona, benvenuta. Ciao Simona, Ciao. la mia pittrice preferita. Ciao. Simona, 5 o 15? 15. 15. Questi sono i tuoi 15, un brano che è già passato in queste sere. Eccoli. Facile. Questa sera sono stato bravo, sono stato bravissimo con tutti. Tempo di morire, del Final Countdown, Iva Tuzzi, ragazzi, siamo proprio al top. Dai, forza, 1, Allora, dalla 1 alla 9. La 7. La 7. Non ho sentito il titolo io. Iva Tuzzi, non hai sentito il titolo? Sì, l'ha detto. Allora, nella 7 per la mia amica Simona, diglielo tu. Diglielo tu. Diglielo tu. C'è la faccina rossa nella 7. Mi dispiace. Grazie per aver giocato con noi. Grazie. Ciao Simona. Ciao. Buona serata e salutami tutta Valperga all'ascolto. Regia, abbiamo ancora il tempo per l'ultima telefonata di questo primo tempo? Sì, eccola. Pronto? Chi sei da dove? Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, sono Stefania d'Alessandria. Ciao Stefania, ma quanti anni hai? Ne ho 32. Ne hai 32? Sì. Ah, va bene. Vuoi provare a indovinare il brano con 5 o con 15? 15. Ah, hai una voce molto giovanile però Stefania. Lo so, però sono del 93. Ma pensa a te l'ha mai detto che davvero hai una voce fantastica. Ma hai mai provato a cantare una canzone? No, non ci tengo perché sono un po' stonata. Ah, sei stonata, va bene. Sì. Ricordami il nome, ha detto? Stefania. Vuoi provare a indovinare con 5 o 15? Forse te l'ho già chiesto? 15. 15. Stefania, questi sono i tuoi 15 secondi. In bocca al lupo, noi tifiamo per te, vai. 15. Arrivano, eccoli qui. Ok. Imagine. Com'è? Imagine di John Lennon. Imagine, il titolo è giusto, va bene, brava. Applauso. Adesso scegli la busta buona, sono già fuori 2 faccine rosse, ce ne sono più 3, non andarle a prendere, vai. Devi però per favore fammi solo un piacere, puoi togliere viva voce che parliamo solo io e te, altrimenti io ritorno in cuffia. Sì, non ho il viva voce, ho solo allora. Va bene, vai. 5. La busta numero 5 per Stefania. E la busta numero 5 è proprio il numero delle faccine rosse che c'erano. E ne abbiamo presa un'altra. Siamo partiti bene stasera. Mi dispiace Stefania. No. Riprova a giocare domani Stefania, va bene? Va bene, grazie. Ciao. Ciao. Ma ti dico, è mia mamma che porta sfortuna, perché da quando mia mamma mi fa le polemiche, quante faccine rosse ci sono, ne arriva una dietro l'altra. Quindi, ciao Mara. Valdemara, per favore, smetti di dire che ci sono troppe faccine rosse, non ce n'è più stasera faccine rosse. Pronto, chi sei da dove? Pronto? Pronto? Uè, buonasera, ciao, sei in onda, come ti chiami? Ciao, sono Giusy, ciao, Giusy da Nichelino. Ciao Giusy da Nichelino. Provi a indovinare il brano con 5 o con 15 secondi? Dai, con 15. Con 15, questi sono i tuoi 15 secondi, buona fortuna! Ok, grazie. Giusy è
una delle mie canzoni preferite in assoluto. Dal ti- Madonna, non la so. No, mi dispiace. No, non la so. Riccardo Fogli. E vabbè, Oh, grazie per aver salata. giocato con noi, un abbraccio Grazie fortissimo. di cuore, ciao. Ciao Giusy, Ciao. ciao. Adesso il gioco tornerà nel secondo tempo, insomma, hai visto, non ci sono più faccine rosse, non ce n'è più. C'è ancora 2, mi raccomando, nel secondo tempo, però evitiamo ste faccine rosse perché poi mamma si arrabbia con me. Andiamo a cantare un brano molto bello, ho detto prima, perché ci porta Azzurra ad Alghero. Vamos. Preparate il costume. Musica è come musica, il desiderio regna nella mente, parto senza voglia di tornare. Musica è come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirena come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Su spiagge assolate mi parli in silenzio con languide occhiate. Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Le corse sfrenate su moto cromate di sera d'estate. Che scandalo, da sola ad Alghero, da sola ad Alghero con uno straniero. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Musica, la sabbia è musica, cristalli scintillanti sulla pelle dopo un'ora in un tramonto caldo e mite. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Su spiagge assolate mi parli in silenzio con languide occhiate. Sono ancora ad Alghero in compagnia dello straniero. Le corse sfrenate su moto cromate di sera d'estate. Che scandalo, da sola ad Alghero, da sola ad Alghero con uno straniero. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Che cosa? Che scandalo, da sola ad Alghero, da sola ad Alghero, Alghero. Che scandalo, da sola ad Alghero con uno straniero, è vero. Adesso ho preso un po' di sole, ma dire che sono straniero è troppo, no? Ragazzi, io devo ringraziare Alessia Chelucci che sta guardando la puntata, che mi sta scrivendo che ho commesso un errore durante il gioco. Chiedo scusa, purtroppo dal vivo possono succedere. Regia, però facciamo un briciolo d'attenzione anche a questo, ma mi assumo tutte le responsabilità. Il secondo concorrente con The Final Countdown probabilmente ha richiesto la canzone con 5 secondi. Adesso poi andremo a rivedere, dobbiamo andare a rivedere e lo contattiamo domani. Se ha indovinato il brano con 5 secondi, ha preso la faccina rossa, aveva diritto a un'altra scelta. Quindi dobbiamo andare a rivedere. No, la regia mi scrive con 15, quindi vabbè, ragazzi, non 15 o 5, cioè vabbè.
Noi pubblicità. Durante la pubblicità cercheremo di capire anche questo, poi torniamo in onda con un brano molto bello, il gioco, tutti i vostri messaggi nel terzo, ma adesso pubblicità. Io. Eccoci. Vita che si dimentica di te dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi che ci sarà. Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento, dopo un altro inverno che soffia neve su di me, che ho già freddo se non sono accanto a te. Devi crederci, ci sarà una storia d'amore in un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso in un cielo più immenso, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà anche un modo più umano per dirsi ti amo di più. Dopo luci che non va, dopo tanta vanità e nessuno che ti dà niente per niente, Dopo tutto il male che c'è nel mondo intorno a te, com'è bello ritrovarti a cantare con me. Devi crederci, ci sarà una storia d'amore in un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso in un cielo più immenso, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà anche un modo più umano per dirsi ti amo, ci sarà una storia d'amore in un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso in un cielo più immenso, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà anche un modo più umano per dirsi ti amo, ci sarà. Ci sarà qualcuno che oggi vince il primo premio? Oppure il premio sorpresa? Facciamo entrare le buste! sicuramente. Facciamo entrare le buste! Oh, e ce ne poche questa sera, eh? Sono rimasti poche buste, poche facce rosse. Secondo me sono solo più 2 facce rosse e 4 premi. E quindi apriamo il telefono. C'è già una chiamata. Pronto? Chi sei e da dove? Buonasera, azzurra e la serata è troppo azzurra. Ciao No, Enrico, Continua, non è che puoi farne solo un pezzettino. Mi stava piacendo la cosa. Allora, sono Andrea di Borgomasino, mi sono detto qui mi tocca chiamare mentre cantano perché altrimenti Bravo, hai ce la fatto faccio. bene perché hai questa fatto linea- bene, hai fatto bene. Io appena apro le telefonate chi c'è. Quindi Tra l'altro approfitto per dire che io sono un fan del fans club di Azzurra Ranieri. Grazie, sì. che bello, che bello. Però questo. io una cosa non mi spiego, stando a quello che lei mette sui social,
avremmo 2 giorni di differenza io e lei, però non so perché io dimostro 20 anni in più, cioè io questa cosa no. Ma io il segreto te lo dico. Qual è il segreto? Io lo metto in freezer la Ah, notte. dorme in freezer, hai capito? Dorme in freezer. Ah, ok. Io ho provato una volta a dormire in freezer, ho preso 6 mesi di bronchite. Adesso, torniamo seri. 5 o 15 secondi. Allora, 5 secondi. 5 secondi, 2 possibilità, mi raccomando. Bocca al lupo, mamma, questa 5 secondi Beh. è difficilissima. Però, si sa mai. Vai, Vabbè. vai. Posso dire che è un po' Forse ho individuato il cantante, forse. 5. Ti dico Iris di Biagio Antonacci, dai. No, Era in tema no. con quanto ci siamo detti. No. Purtroppo no. Grazie per aver giocato. Un abbraccio fortissimo. Ciao. Grazie a voi. A domani. Ciao. Ciao, grazie. Azzurra, se parla, si deve avvicinare un po' il microfono, la regia mi sta scrivendo quello. Mettiti anche alla laterale a te. Laterale a te va benissimo. 37840800506 per giocare con noi. Sono rimaste la bellezza di 6 buste stasera. Stiamo quasi facendo l'unplane. Pronto, chi sei, da dove? Pronto? Pronti? Buonasera, abbassare il volume della TV. Chi sei e da dove? Abbassato. Bravo. Umberto di Michelino. Ciao Umberto, ciao Nichelino. Sai come funziona il nostro gioco, Umberto? Sì, vedo tutti i giorni. Bravo, mi fa piacere. E allora provi a indovinare con 5 avere 2 possibilità o con 15 averne soltanto una? 15. 15. In bocca al lupo, questi sono i tuoi secondi. Eccoli. Madonna. Sono i Qua c'è l'intelligenza che viene fuori, quella lì, Però proviamoci. Vai col titolo. Niente. No, aspetta, mi viene. Madonna, ce l'ho sulla punta della lingua. Tiri fuori la lingua, signora, tiri fuori la lingua che il marito la legge. Niente. Madonna, non sei contento, toccala. Ma che dai, vabbè, grazie per aver giocato con noi. Ci sentiamo domani sera. Tempo scaduto. Dai, ciao. Un abbraccio. Grazie. Sono quell'intro famosi, però se non sai il titolo, è davvero difficile. Pronto, chi sei e da dove? Pronto. Eccomi, sì, buonasera. Buonasera, come ti chiami? Andrea da Susa. Ciao Andrea da Susa. Ciao Andrea. Ciao. Provi a indovinare con 5 o con 15? Ok. Aspetti, non lo sento bene, puoi ripetere? No, certo, provi a indovinare il brano con 5 secondi o con 15 secondi? No, va bene anche con 5 secondi. Quando uno è sicuro di sé. vai. Bravo Andrea. Prima- Dimmi Andrea. Ok, ci sono, perché la televisione è in ritardo, allora ho tolto il volume della televisione. Esatto, come dico sempre, per fare un buon gioco, un gioco corretto, abbassate il volume, altrimenti non si capisce nulla. Allora, Ok. amico di Susa, questi sono i tuoi 5 secondi. Eccoli. Mille giorni di te e di me, di Karen Zarrillo. Sì! Due possibilità, Vai. dall'1 alla 9. Premio praticamente quasi assicurato. Sono rimaste 2 buste, mica andiamo a prenderle, no? Dai, amico mio, vai. Devi abbassare 0 il volume della TV, però, anche adesso. Ok, va bene, ok, va Vai. bene, ci sono. Dall'1 alla 9 sono rimaste 1, 3, 4, 6, 8, 9. Vai. La 9. La 9, vediamo cosa c'è all'interno della 9. Allora, tu hai vinto un bel premio, secondo me, che è un buono benzina del valore di 10 euro. Buono, dai, per quello va benissimo, sono contento. Accetti o cambi? Perché con 2 possibilità puoi anche dire rischio, ma Rischio, attenzione perché c'è la faccina rossa in mezzo, Rischi? non fa niente, rischiamo, dai. Bravo. Rischiamo. Cambio, quindi dall'1 alla 8, 1, 3, 4, 6, 8, vai. 3. La 3. La 3.
Vediamo un po' all'interno della 3. Cosa c'è all'interno della 3? Mannaggia, avevi un buono benzina tranquillo da farti 10 euro di benza e mo c'è la faccia rossa. E che cosa ciao, grazie per aver giocato. Vabbè, non fa niente. Ci sta nella vita, bisogna anche rischiare ogni tanto. Grazie per aver giocato con noi. Riprovaci, grazie. Ciao. Ciao. Fa niente, mettiamo benzina. Ciao, grazie. Ciao. Metti la tua benzina. Non mi... Ciao. Tu sai che questa canzone è il primo lento che io ho ballato. 1000 giorni di te di me? Sì, il è primo rimasta lento che hai indelebile, ballato? sì. Ma quanto, non Indelebile dico quanto nel mio tempo cuore. fa, ma con chi? Non Avevo voglio neanche 16 sapere con chi. anni. Col primo Morosetto Sì, di bellissimo. qualche giorno fa, Azzurra, qualche giorno fa. Bei Ci ricordi. fermiamo qui in questo secondo tempo. Stop alle telefonate, torneremo a giocare domani insieme a me con la zia Marta. Pubblicità, 2 minuti e mezzo con un brano pazzesco. Cosa c'è di vero immerso dentro alla realtà che senza avere gli occhi piangi lacrime di neve e pioggia con quel senso immenso di pietà steso su di noi. Tu che sai guidare un lampo, un tuono e un bimbo quando nascerà, che senza mani stringi il mare, spingi il vento contro il tempo, tu che puoi decidere per noi quello che sarai e quello che sarà, e vanno i mari La luna prende posto dentro a un fragile ti voglio bene. ma dimmi che sarà di noi. Cosa ci sarà quando il buio accenderà i suoi mostri sopra noi per l'eternità? Saprai Guidarmi tra le onde dei miei guai. portarmi dove vecchio non sei mai, Alle cose semplici e le notti tiepide dove poi io dormirei. Fiordaliso e Facchinetti insieme in un brano di tanti anni fa, sconosciuto ma bellissimo. Io lo so che la mia vita non è certo stata limpida, che non sono stata sempre giusta. Chiudimi la bocca e gli occhi per le volte che dicevo no, per quei troppi sì. Tu che sai capire bene il male è un fiore quando crescerà, che senza
Grazie Azzurra, grazie per aver imparato per me questo brano Grazie nel a giro te. di una settimana. Che Sei bellissimo. stata strepitosa, brava! Che soddisfazioni questo acquisto di Casa Veretti, ragazzi. Io sono orgoglioso di averti nel mio team. Ma grazie, davvero io orgoglioso. sono orgogliosa di farne parte. Mi sento un po' quando Carlo Ancelotti hanno comprato Ronaldo per Carlo Ancelotti. E quindi ho detto che adesso vinciamo campionati. Con Azzurra qua si vince tutto. Magari. Regia, sì, messaggi, scusami, va bene, subito messaggi. Abbiamo pochissimo tempo, 5 minuti per leggerne tantissimi. Se non riusciamo a leggerli tutti, abbiate pazienza. Le canzoni non vanno ascoltate interpretando le parole a modo nostro, ma scoprendo cosa voleva comunicare chi l'ha scritta. Saluti Rotellini Carlo Corio. Non sono molto d'accordo su questo, perché secondo me può anche avere una doppia interpretazione una canzone. Ciao Carlo. A volte va a toccare l'anima in un modo diverso rispetto a chi l'ha scritta, ma ne parleremo domani perché c'è poco tempo. Vai. Ciao Casa Peretti, vi seguiamo sempre dal lunedì al venerdì. Un abbraccio forte da Sabrina e Enzo da Torino. Grazie Sabrina. Dovrebbero vincere un premio fedeltà. Ciao Enzo, telefonate. Ciao Peretti, complimenti per la buona musica da Caterina di Rivarossa. Il quad pronto per il viaggio. Bello, Buon viaggio. Ma dove andate di bello Ad con il Alghero. quad? Ad Alghero, ammazza, è lontano. Ciao Enrico, ciao Azzurra, mitici. Finalmente è tornata la nostra stella. Fans Club sempre presenti. Admin Burlone. Il Questo Burlone è Gilberto. è Gilberto. Ciao, È il nostro ciao, Gilberto. Monica. Ma aspettavo una telefonata da Gilberto stasera. Ciao Enrico, sono Noah. Questa è la mia mamma Alexia, che sabato 4 è il suo compleanno. Per favore, potresti fare gli auguri e se puoi cantare La regina del celebrità, che da piccola gli piaceva tanto, e dirgli che io e nonna Titti l'adoriamo parecchio. Grazie, amoriamo anche voi. Allora, innanzitutto, vabbè, auguri un po' in anticipo non si fanno, ma io le faccio lo stesso. Vediamo cosa succede domani sera. La provo domani pomeriggio. Buonasera da Intra, Enrico Azzurra. Come ogni sera sono qui ad ascoltare le vostre belle canzoni. Complimenti. Ieri sera, prima di coricarmi, ho ascoltato una canzone dei primi anni 70, Yesae, The Delirium. Chissà, magari potreste farla anche voi. Ma l'abbiamo già fatta diverse volte, tante volte l'abbiamo fatta, mi sembra, l'altra settimana in un medley, quindi la mettiamo in programma più avanti. Grazie Marco, ciao Marco. Intra. Vai tu così per respiro. Ciao Casa Peretti, buona serata, pronti a seguirvi Michele Gianni da Torino. Bravi. Ciao, grazie mille. Bravi ragazzi. Questa sera il canale 13 è stato scelto da piccolina, che vuole solo ottima musica e tante crocchette. Un saluto da Dino e Patrizia da Alessandria. Beh, allora, per le crocchette non possiamo farci niente, per l'ottima musica ce l'abbiamo Anche messa perché tutta. qua le crocchette Qua vanno a crocchette ruba. con i miei due, ciao. Ciao, vorrei dedicare Profumo di mare a mia figlia Romina e a tutti i telespettatori, visto che il mare lo vedrò con il binocolo, almeno fammi sognare. Simona da Valperga. Ah, ma da Valperga si vede il mare col binocolo? No, ma poi noi te lo mettiamo come sfondo. Domani sera te la canto. Qualcuno stasera mi ricorda una vecchia pubblicità: abbronzatevi, non bruciatevi. Grazie ragazzi. Nessuno l'aveva ancora notato che praticamente ho il collo bianco, tutto il resto rosso. Un po' bruciacchiato. Mi sono Ciao, addormentato Enrico. così. Ciao Ciao, Azzurra, bravissimi come sempre. Un saluto a Massimo da Venaria. Ciao Massimo. Grazie Massimo, grazie. Io nel frattempo saluto Cinzia. Ciao Cinzia. Perché Cinzia ci ciao, guarda Cinzia. sempre. E anche stasera sono sul 13 per cantare con voi. Silvia da Montalciata, grazie Silvia, grazie. Grazie Cinzia. Brava Azzurra. Ciao Enrico da Elena. Grazie Elena. Elena c'è. Che belle canzoni, come ogni sera. Grazie amici, viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia d'Alessandria. Viva Casa Peretti. Vedi che ad Alessandria sta girando la voce di questa trasmissione. Ciao Enrico, ciao Azzurra. Dopo la tempesta di te, gonfi il nuovo sete. Dopo la non ho capito. Ciao Milena, grazie. Non si è capito. L'hai capito tu? Dopo la tempesta, no. Bravissimi, e che abbronzatura. Un bacione da Daniele Luca da Ceva. Beh, lei è stata al mare, Sì, ci credo. invece lui. Io sono truccato. Male, ma sono truccato. Ciao, bravissima Azzurra, lo dice Laura. Grazie Laura, ciao, buona serata. Ciao Enrico, i premi vinti arrivati oggi. Immensi ringraziamenti e sempre complimenti per la trasmissione che con lo staff di Rete 7 portate nelle nostre case un'ora di relax. Saluti ad Azzurra, che ho scoperto essere una mia conterranea, Mimmo Puntonio alias Cocis da Torino. Cocis. Sì, Ciao sì, Mimmo, siamo grazie. conterranei. Ciao Enrico, ciao Azzurra. Quando Azzurra canta brilla, ma d'altronde è una stella, la nostra stella. Un abbraccio da Moni. Uela, che sms. Grazie Giacomo, il nostro amico Giacomo di Castagnole ci scrive: ciao Enrico, bravo come sempre. Ciao Azzurra, fa sempre piacere sentirci. Ci vediamo poi in qualche karaoke a Brondello. Salutissimi a Brondello. Giovedì prossimo, tutti i giovedì. E anche stasera in vostra compagnia, bravissima Azzurra, bellissimi occhi di Henry. Complimenti Lori da Brandizzo. Grazie gli Lori. occhi di Enrico fanno
uno strage. Sei sempre gentilissimo. Luciano invece sempre da Vanadizio, buonasera a Casaperetti, non c'è puntata che non sia meravigliosa, un'ora insieme, fantastica. Ditelo in giro cosa siamo per voi, che così cresciamo insieme. Ciao Azzurra, sempre bellissima e brava, un abbraccio da Nadia. Grazie Nadia. Io sto guardando il tempo perché la regia mi sta facendo countdown, come Capodanno. Ciao Peretti, grande serata Azzurra, che voce, Enrico, mi canti musica di Eros Ramazzotti, questa non puoi non saperla, grazie, un grande saluto alla vostra Musica è... quella che dura 11 minuti. Dura troppo. Ciao sempre dai Morrison, stasera ci sono anche gli zii. Un grande saluti da Novara, siete grandi. Ciao Morrison, ciao Novara, ciao zii. Dario e Flavio e Luca ci scrivono un'ottima scaletta questa sera. Siamo andati a ritirare il buono formaggi, ottimi prodotti. Ringraziamo e salutiamo Davide di Luserna, il mio amico Davide, perché il buono formaggi lo si può ritirare anche a Luserna. Grazie a tutti, Azzurra sei stata una meraviglia. Grazie a te. Grazie Enrico, grazie a tutti in regia. voi. Ci vediamo domani sera qui con me, la zia Marta, e canteremo, giocheremo e rideremo insieme. Che pubblicità, è finita? No, Che pubblicità? Pubblicità sì, ma non torno più io. Ci Ciao, vediamo domani. buona serata a tutti. Domani.